Un incontro con gli assessori alla cultura Claudio Affirino e degli enti locali Cristiano Enrio al fine di affrontare le problematiche che riguardano il Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta e il Consorzio per gli Studi Universitari, che secondo la legge di riforma degli enti locali dovrebbero passare sotto l'egida della Regione. E quanto a proposte, in una lettera indirizzata agli esponenti della Giunta Pigliaru, il sindaco di Nuoro Andrea Suddu. L'incontro dovrebbe tenersi in città il 21 luglio. Il sindaco Soddu propone ai due assessori una visita conoscitiva e propedeutica al fine di una possibile valutazione della situazione reale delle due strutture. In particolare, per quanto riguarda il Consorzio per la Pubblica Lettura, scrive il primo cittadino di Nuoro, non ci sfugge l'esigenza di individuare una soluzione che garantisca il mantenimento degli standard qualitativi dei servizi, ma anche le necessarie tutele ai lavoratori, pur apprendendo dalla stampa, scrive il sindaco, che la Regione avrebbe già assicurato tutte le risorse stanziate in bilancio. Quanto alla università, scrive il sindaco Suddu, il mancato riconoscimento da parte della Giunta regionale della Fondazione per gli Studi Universitari, unitamente alla revoca da parte del Consiglio Comunale di Nuoro dell'adesione alla Fondazione e al venir meno delle conseguenti disponibilità di beni immobili, crea incertezza, in quanto, nonostante la nota dell'ufficio regionale competente al riconoscimento della personalità giuridica sia chiara, affermazioni quali il subentro della Regione nella Fondazione pongono l'esigenza di maggiore chiarezza.